Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Cosa hanno detto? Ok, col buongiorno lui va già via, quindi allora, ne abbiamo già perso uno solo col buongiorno. Non era tanto buono il giorno. Allora, intanto benvenuti, io mi chiamo Sergio, se siete d'accordo ci diamo del tu, quindi man mano che andiamo avanti magari vi chiedo qualcosa, se mi dite il vostro nome ci diamo del tu. Io sono Mattia, sono un facilitatore e coadiuvo Sergio in questo tipo di attività. Noi ci occupiamo normalmente di formazione nelle aziende, cioè andiamo nelle aziende e lavoriamo su alcune competenze che sono le competenze che servono per lavorare bene insieme. Ed oggi vi invitiamo a fare un'attività che noi generalmente proponiamo dentro le aziende, la proponiamo a voi. Quello che facciamo non è lavorare sulle competenze cosiddette tecniche, ma sulle competenze trasversali. Se io dico competenze trasversali vi dice qualcosa? Vi dice qualcosa? Competenze trasversali? Vi dice qualcosa? A voi vi dice qualcosa? Soft skill, ok, se dico soft skill vi dice qualcosa? Mi fate un esempio? Vai? Fatemi degli esempi di soft skill, vai. Problem solving, esatto, poi ordinato, ma vai, dimmi. Essere puntuale, sì, potremmo farla rientrare tra le soft skill. Cos'altro? Saper stare fra le persone. Voi ce n'avete una? Uno che è bravo a socializzare, perfetto. Allora, queste sono competenze di cui ognuno di noi ha bisogno, quindi in italiano si chiamano trasversali, perché indipendentemente dal lavoro che fai ne hai bisogno. In inglese le chiamano soft skill perché non sono legate a una competenza tecnica cosiddetta hard skill. Allora, quello che facciamo adesso è, oggi lavorerete in piccoli gruppi, come siete divisi, anzi non proprio così, ma saranno dei gruppi. Quello che vogliamo capire da voi è, secondo voi, per fare un lavoro di gruppo oggi, di quale competenza soft avrete bisogno perché il gruppo abbia successo? Vi diamo un foglio per ogni gruppo, ne discutete un attimo insieme e poi scriverete una parola, quindi la competenza grande, su quel foglio lì, scritto bello grande così noi riusciamo a leggerlo. Quello più un pennarello. Lo scrivete poi grosso col pennarello sul foglio. Lo scrivete grosso sul foglio col pennarello. Ancora due. Qua. In fondo ci sono quelli sciolti. Vai. Ne discutete un attimo con gli altri. Allora, dovete lavorare in gruppo. La domanda è, dovete lavorare in gruppo oggi. Secondo voi di quale competenza, soft skill avete bisogno perché il vostro gruppo possa avere successo? Citatene una sola. Grande su tutto il foglio. Una parola grande su tutto il foglio che la leggiamo bene tutti. Vai, scrivila bella grande che la possiamo leggere. Non piegarlo il foglio, non piegarlo. Lascialo intero, scrivila bella grande. Ok? Mi piace?
Ottimo. Allora, abbiamo uno spunto per ogni team. Aspetta che loro stanno finendo. Vai, bello grosso. Sì, grazie. Allora, vediamo un po' di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando da un lato di lavoro di squadra. La competenza è una competenza che viene richiesta spesso e volentieri all'interno delle aziende, perché se uno non è capace di lavorare in squadra difficilmente avrà dei colleghi con cui lavorare. Quindi è una delle competenze chiave che viene chiesta all'interno delle aziende. Secondo, collaborare è affine alla prima competenza, ma ha come caratteristica principale il fatto che io metto un pezzo del lavoro con gli altri. Lavorare con, collaborare, ok? Quindi cerco di unire i miei pezzi di lavoro con quelli di altri. Poi abbiamo qua uno interessantissimo, leadership. Generalmente all'interno di un gruppo abbiamo sempre chi guida, che sia formalmente o informalmente c'è qualcuno che guida. Anche in questi piccoli gruppi oggi ci sarà qualcuno di voi che esercita di più la leadership di altri. Dopodiché abbiamo ancora un lavoro di squadra, ci sta, quindi secondo. E qua c'è un'altra competenza interessante che è l'impegno di tutti. Grazie mille. Eccola qua, l'ultima. Allora, mentre voi lavorerete adesso nelle prossime oretta e mezza, quello che noi faremo, passeremo tra i gruppi e ogni tanto vi richiameremo su una di queste competenze facendovi qualche domanda. Quindi voi rimanete sempre collegati col fatto che nell'attività che farete la cosa che ci interessa di più è andare a vedere l'applicazione di queste competenze. Adesso, per iniziare e dividere e mischiare anche un po' le vostre provenienze, le vostre capacità, faremo un piccolo esercizio che durerà 1 minuto. Ci sei, Mattia? Ok? Allora, durerà 1 minuto. In questo minuto la cosa fondamentale è che non potete parlare. Si chiama in inglese silent line up, che vuol dire mettersi in fila in silenzio. Quello che vi chiediamo è di creare al nostro via, avete 1 minuto di tempo per creare una fila che parte da là e fa il contorno dello stand, quindi si farà così, mettendo in ordine il vostro numero civico dove abitate. Quindi la vostra abitazione sarà, la mia è via Catullo 4 e quindi io dovrò andare. Però non dovete parlare, quindi potete fare altro, ma non potete parlare e al mio via in 1 minuto dovete mettervi esattamente in ordine di numero civico delle vostre case. Pronti? Fila tipo fila delle poste. Tipo fila delle poste. Pronti? Partenza? Facciamo partire il minuto, via. Senza parlare, grazie, senza parlare, rispettate la consegna. Rispettate la consegna senza parlare, grazie, rispettare la consegna, se no non serve a niente. Se non rispettate la consegna non serve. Potete comunicare senza parlare. Potete comunicare, eccolo là, bravo. Potete comunicare senza parlare. Senza parlare, state parlando. Oh, così è interessante. Deve essere una linea, non deve essere un agglomerato. Una linea che parte da là e va avanti. Eccoli là, si inizia a comunicare, bravissimi, così, senza parlare. Una linea che parte da qua e va avanti. Qua c'è un agglomerato. Agglomerato. Non so, io non c'entro. Devi parlare con loro. Dovete stendervi un po', questa non è una linea. Siete capaci a fare una linea? È come una fila alla posta. Una sola, qua ce ne sono 3. Vediamo. Quanto manca? Mancano 5 secondi. Voglio vedere una linea. Questa non è una linea. Forza. Una linea. Una unica. Guarda che sono lì dietro la linea. Vai, guarda la linea. Dov'è? Vai. La linea. Andate un po' più indietro. Questa è la linea. Potete allargarvi un po', per favore. Allargarsi un po'. Ok. Tempo. Proviamo a vedere un po' come siamo andati. Vai, dimmi il numero civico. Numero 1. 20. 18. 3. 18 e 3, arca miseria, come mai siete qua? 6. 12. 13. 18. 19. 39. 6. Porca miseria, 6. Allora, qua c'è qualche problema di comunicazione, ragazzi. 7. 8. 15. 17. 7 e 8 andavano un po' più in là. 36. 62. 62.
75. 65. 65. 50. 50. Allora ragazzi era là il più piccolo, qua il più grande. Vai. 22. 22. 45. 37. 16. 999. Oh, questo è giusto, eh? Il primo e l'ultimo erano giusto, l'1 e il 299. Adesso vi assegno un numero. Fermo, fermo dove sei. Vi assegno un numero, ricordatevi questo numero, stavolta non ve lo dimenticate. 1, 2, 3, 4, 5. Allora iniziate ad andare, vi mettete uno per gruppo, vai. Uno per gruppo, vai Mattia, tu indirizzali. Vai, dai. Tu eri 2, tu eri 3. Chi era l'1? Vai, all'1. Chi era il 2? Vai, insieme a lui. Ne devi mettere uno per gruppo, Mattia, mi dai una mano? Tu sei il 2? Vai, sediti qua. Mi manca un gruppo, quello del gruppo laggiù. 1, 2, 3, 4. Vai, ah, manchi tu, ecco chi manca. 3, vai, il 3 è là. 2, gruppo 2, chi è? Alzi la mano. 2, 2, 2, dov'era il 2? 2, 3. Alzate la mano quando dico il gruppo, se no non ci capisce più niente. Vai, 4. Vai, 4 laggiù. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, 5. Chi è il 5? Il 5 laggiù. 5 là. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Difficilissimo, eh? 1, 2, 3. Il 3 era qua? 3 è là. Ok. Allora, siamo... Quanti siete per gruppo? 4? 5? 4? Ne manca uno. Non vedevi l'ora di girarti lì. Allora, 2, 4, 5. 2, quindi sicuramente ne manca uno, un gruppo da 6, uno può venire qua. 1. Poi qua ce ne sono 2, 4 da 5, 2, 4. Gli altri sono 5. Ok, ci siamo persi qualcuno in questa suddivisione. Va bene. Allora, quello che faremo adesso è vi consegniamo del materiale. Il materiale che avete a disposizione vi serve per costruire un aereo. Il vostro compito è, nella prossima ora e mezza, utilizzare i materiali che vi consegniamo per costruire un aereo che ha le indicazioni che ci sono scritte sulle istruzioni. Quindi c'è una larghezza e una lunghezza minima. Voi potrete decidere come farlo. Potete utilizzare tutti i mezzi di supporto che volete, dal punto di vista tecnologico, se avete bisogno di suggerimenti. Quello che vi chiediamo però di materiali, di utilizzare solamente quelli che vi abbiamo dato. Tra i materiali troverete anche delle forbici e dei cutter. Vi chiediamo di fare massima attenzione quando utilizzate, sia per non farvi male voi che per non fare male gli altri. Terzo, per non rovinare il per terra. Quindi se tagliate mettete sotto un altro cartone. Adesso vi daremo un cartone a testa. Un cartone a testa. E poi avete tutto il materiale, dentro la prima cosa che trovate sono le istruzioni che vi chiediamo come prima cosa di prendere in considerazione e condividere con i vostri colleghi per poter lavorare. Da questo momento parte un'ora e mezza, fino alle 10:45 avete tempo per costruire il vostro aereo, che deve avere determinate caratteristiche. Noi saremo qua a supporto e ogni tanto interverremo per darvi una mano per vedere che competenze mettete in atto. Grazie.
Mi dai un microfono, grazie mille. Allora ragazzi, per fare la prova, dato che c'è tanta gente, andremo fuori, quindi andremo fuori da qui e poi subito a sinistra, quindi sinistra, ci troviamo tutti fuori, faremo una linea di lancio e di decollo e di atterraggio in sicurezza e quindi andiamo tutti insieme, si lancerà un gruppo alla volta e teneremo la distanza e il tempo di volo come vi abbiamo detto. Ci troviamo fuori, quindi andiamo fuori di qua.